Buonasera a tutti, visiti voi, tenore de oie, dia 21 de su mese de agosto 2026, siamo tornati ai tenovasa e non è stato possibile, però riunione del condominio e quindi il nostro Cristo non potevamo avere già disponibilità del hacker. Colamo diretto a Sanremo nostro, ecco, queste sei da vizi verso la 9, insomma, e quindi coculato, come deve si vede, e poi di molte non ha sul Saravallo, che non si spiega bene hit di Artafacche. Ecco, lo Saravallo non narrata, coculato, binasa a mezzodì, poi gli scappato la pacco di ampa, su spennet, e tornata a proere da essa stresa saldato, e poi un pacchi spalazzata, e verso la 7, este sole pleno. 29 gradi, temperatura massima 20 gradi, la minima. Idimo invece è sabato, 30 gradi la massima, 20 la minima, sole pleno, poi tutto già dire. Abbaitamos y tembamos de nuevo, toccamento, servidomo appartamento di allocare con 13 camere, una cucina e bagno. Telefonare a BC TV 348 78 150 84, no ammobiliata. Poi andiamo su a Bosamentale, chi sabato 22 di agosto, e si sono comitato esatto del superacolo a petire possa essere, insomma, lei basa 96, 86, 76, mi raccomando, si è del genere, schizava, sta là che ne prodotto. Andiamo da innanzi, la nuova, prima pagina, mare sardo tropicale, rischio di eventi estremi, temperatura sopra 30 gradi e il caldo non abbandona l'isola. Temperatura del mare ora è oltre 30 gradi, il Mediterraneo considerato una polveriera per l'alto rischio di eventi climatici estremi, al centro dei quali potrebbe trovarsi anche la Sardegna. Intanto il caldo non molla la presa. A orari raggiunti 48,4 gradi, i meteorologi non ci credevamo. L'isola brucia incendiario in cella, e beh, lo minimo. Picco di accessi, la regione Reggiamo l'Urto. Questa è riferita agli ospedali, però non hanno questa regione che praticamente il sistema sanitario arreghi questo impatto dei malati, insomma, birra in aumento, le imprese e i consumi. Gavi fa caldo, bevi una birra, tanto gli altri sembra duro, romano. Torres, ultimi colpi di mercato, manca ancora un attaccante. Poi abbiamo Novedere minore, Sassari, Piazza Domoro, Carbonazzi cambia volto. Olbia con il trapano cerca di avvelenare due lecci, denunciato, gli ha fatto due il buco verso il Redentore, numero di divieti e le regole della manifestazione. Oristano, il giudice lo reintegra ma non ha ancora lavoro né stipendio. Cagliari, il PM ha ucciso la moglie e il fratello perché era geloso. Estate al Guer Summer Festival, da tutto esaurito. Ora artisti internazionali. Vabbè, Unione Sarda, aeroporti, la finanza alla regione. Acquisiti gli atti pubblici che riguardano la privatizzazione di Cagliari Elmas, Nacchiatora di rimuovere Carcuni. Acquisiti dalla Guardia di Finanza documenti sull'ipotesi di diffusione degli aeroporti sardi. Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle, su delega della Procura regionale della Corte dei Conti, avrebbero prelevato dagli uffici della Regione le copie degli atti pubblici che riguardano la privatizzazione dello scalo di Cagliari ed Elmas. Auto rubate, il caso Dorianova. Cagliari si rinforza, dal Como arriva Fadera. Cagliari si rinforza, il club rossoblu ha raggiunto con Como l'intesa per Alieu Fadera. Laterale sinistro Gambiano l'anno scorso al Sassuolo sulla base di un prestito oneroso a 500.000 euro
con diritto di riscatto a 4,5 milioni. Oggi a Roma le visite mediche del dopo arrivato restano da chiudere le questioni del laterale destro e della cessione di Esposito. Intanto migliorano anche le condizioni di Yael Treppi. Oggi potrebbe lasciare la terapia intensiva. Va bene, va bene. Andiamo dai Nantes. Acqua non potabile in 2 rioni, questo si indesolo, però a noi non interessa l'articolo su un po' di Orune. Operazione antidroga, 3 arresti a Orune. Il personale della Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Sassari, sta conducendo una vasta operazione antidroga. L'attività è ancora in corso. In Barbagia, Monte Acuto e nell'Oceano, stando al poco che trapela dall'inchiesta, 3 persone originarie di Orune sarebbero state fermate e trasferite negli uffici delle Fiamme Gialle. Vabbè, noia. Orune, un mix di fede e cultura e tradizione per la festa del Carmelo. La giornata clown è l'ultima domenica di agosto. Orune, tutto pronto a Orune per rinnovare i riti in onore della Beata Vergine del Carmelo. È la festa grande del paese che unisce la forte devozione religiosa a momenti di grande folklore. È il momento in cui gli emigrati orunesi tornano per riunirsi alla comunità. Da oggi e fino al 29 agosto alle 18:30 ci sarà la novena in onore della Madonna. Il programma degli eventi tradizionalmente curato dalle leve entrerà nel vivo sabato prossimo con i giochi di animazione per bambini in piazza San Bernardo. Alle 22 sul palco di piazza Santa Maria Maggiore lo spettacolo comico con Giuseppe Masia e il suo gruppo. Poi domenica la giornata clou, eccetera, eccetera. Andiamo dai Nantesi. F2I vuole gli scali sardi senza gara, i dettagli di un caso unico in Italia, cioè praticamente la mafia politica totale. Il raffronto fra tutte le operazioni aperte in Italia dal fondo privato. Il lavoro della magistratura contabile camminerà per conto proprio, come è normale che sia, ma il caso sardo e gli aeroporti non ha mai smesso di essere un unicum in Italia, specie se si raffrontano acquisizioni e integrazioni su cui F2I Liganzia, il potenziale padrone degli scali dell'isola, sta puntando in questi mesi, da Torino a Catania passando per Milano. Quadro nazionale: il portafoglio di F2I in Italia è importante, oltre Alghero 71% e Olbia, controllati rispettivamente dal 2016 al 2021, il fondo ha in mano Napoli, Capodichino e Salerno, Trieste e Torino. In più è socio di minoranza di SEA, la SpA che gestisce gli scali di Linate e Malpensa, dove il Comune di Milano è l'azionista di riferimento con il 54,81%, eccetera, eccetera. A sua volta ha maggioranza relativa. Ecco, farla da padrone in Sardegna, completando la terna con la privatizzazione del Mameli di Cagliari. È un tassello di questa scalata dove F2I continua a muoversi con ambizione, come dimostra l'idea di creare un polo del nord-ovest. Il piano di fattibilità è annunciato per settembre con la proposta di fusione tra la SEA e la Sagat dello scalo torinese. Insomma, c'è spappanne tutto. Sul futuro energetico e urbanistico dell'isola decidono solo i sardi. Il Mamoiada difende le vigne e le produzioni della nostra regione. Il luogo scelto per svelare l'iniziativa non è casuale, trasmette identità, senso di appartenenza.
meraviglia condivisa. Sì, i vigneti secolari che cullano la chiesetta di Loretta Tesu sono il bene più prezioso per chi a Memoriale ha deciso di dedicare una vita intera alla campagna e a quel cannonau in purezza che riscuote ovunque consensi. All'orizzonte però si scorgono gli invasori da fermare prima che sia troppo tardi, ripetono in coro gli oltre 50 viticoltori che hanno firmato un documento che parte dal cuore della Barbagia ma abbraccia l'intera isola. No alla speculazione energetica in Sardegna, la terra non è una merce. Compartimos in treno. La fusione degli aeroporti e la finanza alla regione, acquisiti atti su richiesta della Procura regionale della Corte dei Conti. Mi sono contando lo spiloro. Cagliari, colpo del Cagliari è in arrivo Fadera. Dal Como il laterale sinistro arriverà in prestito con diritto di riscatto a 4,5 milioni. Serie A, prima giornata, il Cagliari Yokata in Forage su Parma. Intanto Treppi sta per lasciare la terapia intensiva. Manco male. Andiamo davanti, l'ospedale sovraffollati, AU più dimissioni per svuotare i reparti. CILS attivare le case di comunità, altrimenti è impossibile. E va bene. La regione tranquillizza, reggiamo l'urto, servizi operativi e cure assicurate ai cittadini. Dall'assessorato alla sanità, milioni di turisti e incremento degli accessi nelle strutture. Certo, viene solo turista, si Himalaya. Mediterraneo bollente, rischio eventi estremi anche in Sardegna. Nel terreno le temperature superano i 30 gradi. In autunno cresce il pericolo di cicloni tropicali. Insomma, non ne metta bene. Più caldo del Mar Rosso, in alcune aree molto più caldo. La versione estate 2026 del Mar Mediterraneo è in stile tropicale ed è destinata a passare alla storia. Mai come in questi giorni la temperatura del Mare Nostrum è stata alta, a tratti altissima. Se fossero solo picchi isolati l'allarme sarebbe meno preoccupante. Il problema è la temperatura media e quello che potrebbe portare in dote una volta che l'atmosfera si sarà raffreddata con l'arrivo dell'autunno, perché l'isola è al centro della polveriera mediterranea ed è dunque esposta ad eventi climatici che con queste condizioni potrebbero essere catastrofici, e cioè vi pote succedere sul ciclone di tipo tropicale. Speriamo di no. Birra e boom, l'isola può brindare, crescono le imprese e i consumi. Sardegna, settima in Italia con 45 birrifici, 9 in più rispetto a 5 anni fa. Insomma, siamo diventati produttori di birra. Basta insistere sull'isola carcere, si riparta dalle colonie penali. L'appello al governo per cambiare il sistema penitenziario con l'esempio sardo. La richiesta è narrata che scusa istituti più aperti, capaci di essere a contatto con le comunità locali, intesa è Mammone, insomma, abbiamo visto il Galiotto, postosi in mezzo alle varie iniziative. Bimba morta per sospetta di difterite. I genitori erano contrari al vaccino. Contrariosi sono stati mandati nelle PSA a Saifa. Palermo aveva 4 anni, la malattia era scomparsa in Italia da tempo.
non era vaccinata da Peternetta. Una bambina di 4 anni, Anna Rosa Bartolotta, è morta alle 2:30 della notte tra mercoledì e giovedì all'ospedale civico di Palermo per difettrite, una malattia scomparsa da più di 10 anni in Italia. La piccola, figlia di genitori Novax, non era stata vaccinata subito dopo la nascita per loro volontà, un vaccino che è invece obbligatorio in Italia. Da quanto tempo? Hanno detto ai medici, erano convinti che l'autismo di un loro cugino fosse dipeso dal vaccino trivalente. È ricoverato anche il cuginetto di 4 anni della bimba morta, ha gli stessi sintomi, ma non è in gravi condizioni, avrebbe fatto i primi 3 cicli di vaccinazioni. La bimba ha altri 4 fratelli che la SP di concerto con l'ospedale ha ora vaccinato. Sulla morte della bambina la procura di Palermo ha aperto un'indagine. La salma è stata sequestrata e nei prossimi giorni verrà effettuata l'autopsia. I carabinieri hanno già acquisito le cartelle cliniche, cioè naturalmente con babbo e mamma non cliccare nel gruppo in spiedale, cioè come narrano noi, queste guste, scusate, cioè noi il gruppo nostro è da solvere, però ha nato morire la Izza. Minacce a chi non si unirà agli Stati Uniti, previsto un blocco navale e anche terrestre. Trump annuncia il D-Day contro l'Iran. Il presidente USA, guerra economica e nuove sanzioni per isolare Teheran. E questa è di mennere con la storia come sul presidente più disastroso che mai sia stato in America, cioè praticamente un passaggio internazionale l'ha reso privato, l'ha reso privato e si può cassare tangente con bicolare, cioè ha fatto danno a tutto sul mondo. Nel raid di Mosca 16 civili morti, a Kiev colpito ospedale pediatrico. Notte di inferma, vabbè, ma tanto sputiniano, non erano anche tutte queste immissioni divine. Notte d'inferno a Kiev, colpita da un massiccio attacco missilistico russo, responsabile alla fine di un altissimo numero di vittime civili, almeno 16, stando agli ultimi dati disponibili. I bombardamenti hanno colpito anche un ospedale pediatrico, suscitando la rabbia dei residenti della capitale degli ucraini in generale. Il presidente Volodymyr Zelensky è tornato ad invocare a gran voce la necessità di rafforzare i trasferimenti di intercettori da parte dei partner occidentali, in particolare Patriot, perché sono gli ultimi ormai in grado di fermare i missili balistici di Mosca. Purtroppo, mentre la Russia investe in razzi e continua nell'escalation, il mondo non sempre reagisce in modo adeguato alla fermata dei tedeschi. Infatti, lasciarmi nucleare l'assente abbideide. Ma la ringhe Putin tanto a una colare che sa macchina, che sa bandiera, russa, può hacker, girones y servidas de alegría, que incluso terminamos siete novas de hoy e nos damos l'appuntamento torno a casa a stamattina ora, Paco Prosomante. Un po' su per riprodurre il video, se questo video non lo per riprodurre, vi nascosto, ecco qua, no. Vabbè, quindi terminiamo de goi, non mi anche te girare la sigla di tancatura e non diamo l'appuntamento torna a casa.